a questa iniziativa, a questo convegno che la cultura della qualità del prosciutto Veneto DOP nei giorni dei 50 anni appunto del consorzio del prosciutto Veneto DOP. Vi ringrazio tutti gli intervenuti, in modo particolare un grande ringraziamento al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senatore Stefano Patuanelli, che ringrazio, che è qui con noi, che è anche un amico e quindi veramente mi fa piacere di averlo con noi oggi. Ringrazio il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che è qui anche lui in rappresentanza del nostro territorio, chiaramente il presidente del consorzio prosciutto Veneto DOP Attilio Fontana, Massimo Bressan, presidente della Coldiretti provinciale di Padova, Luigi Galli, Dipartimento Agronomia Università di Padova, Stefano Schiavon, Dipartimento Agronomia sempre dell'Università di Padova, Mauro Rosati, direttore generale dell'Origini Italia, e Franco Conzato, direttore Venis Promes, che anche lui è qui con noi. Abbiamo oltre chiaramente a tutti i produttori, a tutti gli amici, a tutti i sindaci e amministratori che oggi sono qui con noi, che veramente ringrazio di cuore perché nulla è scontato, in modo particolare in questi momenti in cui la difficoltà anche della ripresa dopo questo anno e mezzo di pandemia ci ha visto tutti coinvolti. Ma credo che sia un momento di grande forza la vostra presenza qui oggi, anche per rilanciare e far capire di un prodotto importante e soprattutto di un mondo che è quello dell'agroalimentare che tutti voi rappresentate. Credo che anche gli amministratori che sono qui con noi hanno voluto essere vicino ai propri produttori, ai propri territori, alle proprie origini e quelli che sono i prodotti della propria terra. E credo che le due cose sempre devono essere messe insieme. Tante volte, per caso da qui, noi corriamo il rischio di scordarsene, Stefano, ma invece credo che la presenza di oggi ci faccia proprio riflettere ed essere convinti che questa è la strada giusta. Ecco, io direi che voi sapete tutti che i tempi, perché molti di voi hanno treni aerei verso le 17:30, 17:35, io darei il tempo massimo alle 16:40, quindi la nostra ora e mezza per il nostro incontro, quindi poi i relatori, al di là del Ministro che si prende chiaramente e giustamente lo spazio necessario e utile per questo, ecco, gli altri diremo di mantenerci in tempi abbastanza contenuti. Vi ringrazio e mi scuso per questa premessa che so che non è mai piacevole, ma capiamo. Io ho fatto 2 slide proprio di flash iniziale per dare l'input alla giornata e soprattutto al convegno di oggi. Partirei subito, IGP e DOP, l'Italia in vetta dell'Europa. Abbiamo il primo posto in Europa con il nostro paese che registra 838 tra DOP e IGP e credo che questo sia un tema importante. L'attenzione che i produttori, che tutti noi abbiamo voluto dare alla nostra filiera agroalimentare, non solo ha voluto dare rispetto all'attenzione di qualità, del marchio di qualità. Un legame forte con i territori, dove l'ho detto prima e credo che questo sia uno degli aspetti più importanti, territori, identità e cultura, che ancora una volta ribadiamo. Abbiamo 285 consorzi come quello che oggi festeggiamo con i suoi 50 anni, l'importanza che abbiamo anche di sostenerli rispetto a tutto il contesto della produzione, che rappresenta una grossa fetta della nostra produzione agroalimentare nazionale, che è del 20%. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti. Io vorrei citarli con nome, che sono anche i nostri guardiani della qualità, dove danno attenzione, che lavorano per raggiungere questo obiettivo, e credo che questo sia uno degli aspetti importanti. La tutela del Made in Italy, Ministro, credo che questo anche nel tuo lavoro lo fai tutti i giorni, abbiamo visto tutti i tuoi sforzi e tutte le tue iniziative a livello europeo e internazionale per raggiungere e per tutelare il nostro marchio, e credo che questo sia un aspetto che ti va riconosciuto, ma un aspetto fondamentale per tutti i produttori, per tutta la nostra filiera e per tutti noi. Credo che questo sia uno dei contesti fondamentali importanti. Il recovery e l'agroalimentare. Ci sono delle risorse importanti, 6,8 miliardi di euro dedicati a questo settore. L'obiettivo è quello di contaminare, uso questa parola, con l'innovazione l'intera filiera agroalimentare.
e i suoi processi produttivi. Credo che questa sia una delle sfide più cruciali che abbiamo come sistema paese e credo che questo sia un altro degli aspetti importanti. E vado su un tema molto scottante, che è il Nutri-Score, qual è il ruolo del consumatore. Io sono contrario a quello che sta succedendo in Europa. So che tu, Ministro, già ti stai battendo perché più volte ti ho visto su questo tema e credo che questo sia un tema che interessa, che è fondamentale per la vita di tutti i nostri produttori, per la vita del nostro agroalimentare, dei nostri consorzi, ma per tutto quello che ne rappresenta. È vero, come dicevo, l'etichettatura è una cosa importante e fondamentale, da dove arriva il prodotto e qual è la filiera che ce lo porta, fino a dove ce lo porta, ma quello che vogliono fare a livello europeo credo che sia una cosa che faccia morire in modo assoluto tutti i nostri prodotti. Ma su questo ti lancio un messaggio, dopo credo che tu intervenga in maniera molto più specifica. Io ribadisco ancora una volta, sono fermamente contrario al Nutri-Score, che come lo stanno proponendo in Commissione europea, perché credo che sia uno degli aspetti fondamentali per azzerare il nostro patrimonio, non solo agroalimentare, anche culturale, sociale e storico della nostra Italia. Prego, c'è il posto. Il nodo della burocrazia e i disciplinari di produzione. Credo che questi siano uno degli aspetti che altrettanto la nostra Italia e il nostro sistema deve superare, far sì che la burocrazia faccia parte di altri tempi, almeno questa è la speranza nel prossimo futuro. Velocizzare i tempi, snellire il processo, semplificazione delle procedure amministrative, credo che ce lo diciamo ogni volta che ci troviamo in tutti i settori e ce lo ribadiamo ancora una volta. Credo che questa sia una scommessa vera per tutti noi, per qualsiasi ruolo che abbia la politica e non solo. Il Green Deal, io credo che oggi la produzione sostenibile dal punto di vista ambientale sia uno degli aspetti fondamentali, i prodotti vanno tutelati, sono un modello importante, credo che questo, il Made Green in Italia, sia un'altra delle prospettive attuali e future soprattutto per affermare la competitività dei nostri prodotti italiani e renderli ben riconoscibili anche all'estero rispetto alla contraffazione di cui tutti noi conosciamo purtroppo soprattutto in questo settore. Sono tanti temi che si possono chiaramente oggi discutere, ma ci auguriamo che questa giornata, che con i 50 anni del Consorzio Prosciutto Veneto DOP sia l'occasione anche e soprattutto di dare risposte a chi, come tanti di voi oggi seduti qui, ha a cuore la ricchezza, l'eccellenza dell'agroalimentare italiano, ma soprattutto la risorsa dei nostri territori e della nostra terra, perché tutti noi proveniamo dal mondo agricolo, della terra, dell'agricoltura e credo che questa sia la nostra storia, la nostra identità e dobbiamo salvaguardarla. Grazie per essere qui e buon convegno a tutti. Grazie, direi di dare subito la parola per il suo saluto a Vincenzo Gottardo, Vicepresidente della Provincia di Padova. Grazie, buongiorno a tutti, saluto il Senatore De Poli che ringraziamo tutti dal Veneto, da Padova per l'impegno su questa giornata e sull'importanza che questa giornata ha per il nostro territorio. Ringrazio moltissimo il Ministro Patuanelli perché la sua presenza oggi è la dimostrazione di un'attenzione per il territorio veneto, per il territorio della provincia di Padova. Non solo, oggi festeggiamo i 50 anni del prosciutto Veneto DOP, un'area geografica, Ministro, di circa 50 chilometri che tocca 3 province, Padova, Vicenza e Verona, quindi il cuore pulsante del Veneto, la parte, mi permetto di dire, più attiva del Veneto. Questo prodotto abbiamo sentito stamattina dalla presentazione che ha fatto il nostro Presidente, ha il marchio DOP dal 1971 ed è divenuto è oggi un prodotto che racchiude in sé la storia, la cultura, la tradizione della nostra terra e
del nostro modo di lavorare e di esportare i prodotti che dalla terra derivano. Sappiamo bene, lo ha detto anche adesso il senatore, che valorizzare i prodotti della propria terra vuol dire riconoscere la nostra identità, riconoscere le nostre tradizioni, riconoscere da dove proveniamo. In maniera particolare con il recente lockdown che c'è stato, tutto il canale Horeca ha avuto insomma ha causato delle gravi perdite e l'ambito del consorzio del prosciutto Veneto DOP ha avuto sicuramente delle ripercussioni insomma, molto gravi, con impatti nelle nostre aziende, nelle nostre attività, che sono ancora oggi delle ferite aperte. Quindi, per concludere, noi cosa chiediamo? Qual è il regalo migliore che possiamo fare al prosciutto Veneto DOP? È quello di riconoscerlo come eccellenza e difenderlo come eccellenza. E cosa possiamo chiedere al Ministro oggi che abbiamo a cui abbiamo l'opportunità di rivolgerci? È quello di difendere questo prodotto, di difendere questo marchio, perché difendere questo prodotto significa difendere una terra, difendere un territorio, difendere le aziende che lo caratterizzano e che lo rappresentano in tutta l'Italia e l'Europa. Per cui grazie per i contenuti che andremo ad ascoltare e grazie soprattutto per quello che di operativo si farà per il prosciutto Veneto DOP. Grazie al Vicepresidente della Provincia. Adesso per il suo intervento di apertura il Ministro Stefano Patuanelli, che ringrazio ancora di essere qui con noi oggi. Grazie Stefano. Grazie, io ringrazio il Senatore De Poli, l'amico Antonio per avermi invitato oggi, per aver organizzato questo momento di confronto per festeggiare il prosciutto Veneto DOP. Ringrazio il Vicepresidente Gottardo, ringrazio il Presidente Fontana, saluto tutti gli ospiti e relatori e permettetemi un saluto particolare al Colonnello Cortellessa, perché è sempre come posso dire, impegnato in prima fila con i suoi uomini a difesa della qualità e delle eccellenze che in questo Paese produciamo. E grazie al suo lavoro molto spesso vengono repressi fenomeni che danneggiano i produttori veri, sani, come siete voi, come sono tanti in questa stanza. Io sarò molto breve perché non potrò fermarmi fino alla fine, ma voglio soprattutto ascoltare. È evidente che il nostro Paese non produce soltanto cibo. È riduttivo dire che i nostri produttori agricoli, alimentari, della zootecnia producono cibo. Noi produciamo eccellenze, produciamo pezzi del territorio che diventano cibo, ma che rappresentano storia, cultura, tradizioni, rappresentano la distintività che il nostro Paese ha e che è il valore massimo dell'espressione del Made in Italy. Il Made in Italy è trainato sicuramente dal settore moda, ma certamente anche in parte prevalente dall'agroalimentare italiano. E questo quindi per chi svolge il mio ruolo è un onore poter rappresentare ciò che produciamo nel nostro Paese agli altri. Abbiamo avuto una bellissima ministeriale a Firenze con il G20, ministeriale dedicata all'agricoltura, in cui è stato veramente un orgoglio per me poter far vedere dal vivo e far assaggiare agli altri ministri ciò che produciamo nel nostro Paese. Questo è merito dei produttori, è merito della capacità dei consorzi di tutelare la qualità di ciò che produciamo. Mi viene chiesto dal Vicepresidente di difendere le nostre eccellenze. Intanto il fatto che non mi si chiedano soldi, questo è già un aspetto positivo, perché molto spesso è questo la prima domanda è sempre quella. Devo dire che noto con preoccupazione un moto verso l'omologazione dell'alimentazione, verso l'omologazione dei prodotti. Il Nutri-Score che citava Antonio è un elemento, probabilmente il più pericoloso a livello europeo in questo momento, perché vuole mettere un semaforo al cibo, indicando con esso la pericolosità
o la salubrità di un cibo in quanto tale, ed è un percorso che anche dal punto di vista culturale è pericolosissimo, perché non esiste il cibo in assoluto sano o il cibo in assoluto insalubre. Esiste un concetto di dieta dove l'equilibrio dei nutrienti è la parte fondamentale della salubrità di quella dieta e dei cibi che la compongono. Gli eccessi sono nocivi di qualsiasi tipo di cibo, che sia con lo semaforo verde o che sia con il semaforo rosso. La strategia One Health, che è condivisibile nei principi, non può trasformarsi in One Diet, perché non esiste la dieta composta a tavolino buona per tutti. Ieri, rispondendo a un question time al Senato fatto dai colleghi della Lega proprio sul tema della zootecnia, ho rappresentato l'immagine di un film che tutti noi abbiamo visto sicuramente, Matrix, una realtà, quella che viviamo noi, vista come una realtà virtuale e una realtà reale di uomini usati come batterie con il collegamento dietro la nuca, e quando quel gruppo di eroi capitanati da Morpheus si stacca da quel cavo, scopre quel mondo e per nutrirsi mangia una pappa informe, senza gusto, però che contiene tutto quello che serve al corpo umano per funzionare. Ecco, se la strategia One Health ci deve portare al cibo in pillole, al cibo sintetico, alla carne sintetica, al latte vegetale, ecco, è una strategia sbagliata. È una strategia sbagliata perché l'uomo non riuscirà a fare questo passo, per fortuna. Ed è una strategia che certamente distrugge le nostre produzioni agroalimentari, e quindi è una strategia che noi non possiamo accettare e che, fino a quando avrò l'onore di fare il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, combatterò con tutte le armi che ho a disposizione, che per adesso, rispetto al Nutri-Score, sono il coinvolgimento degli altri Stati membri, che come noi possono avere delle grandi ripercussioni negative. Ma guardate, io lo dico perché ovviamente i nostri sistemi agroalimentari vengono messi fortemente in discussione se un sistema non di informazione al consumatore, ma di condizionamento del consumatore viene messo come sistema di etichettatura prevalente e unico a livello europeo. Non lo dico soltanto perché voglio tutelare la nostra produzione di eccellenza e distintività, ma lo dico perché lo ritengo profondamente sbagliato a prescindere dai modelli produttivi dei paesi. È profondamente sbagliato condizionare il consumatore e far sì che si arrivi a quello che Lancet ha detto ultimamente: il consumatore non deve poter scegliere quello che mangia, deve mangiare quello che gli diamo noi, come se ci fosse una categoria di primati che può decidere per l'umanità che cosa l'uomo deve mangiare e come deve nutrirsi. Ora, scusatemi se mi sono allargato, e anche se lo dico con questo tenore, ma lo ritengo veramente un pericolo per i nostri sistemi produttivi agroalimentari, ma un pericolo per la cultura che sta dietro al cibo, per tutto ciò che il cibo rappresenta e ha rappresentato in millenni di storia del nostro Paese. E non solo del nostro Paese. Non solo in Italia accade questo, altri paesi che non si accorgono forse ancora, o forse hanno altri interessi, della pericolosità di alcuni sistemi di etichettatura. L'informazione al consumatore è fondamentale, ed è nell'interesse dei produttori informare dei produttori sani che producono qualità con i loro prodotti agroalimentari. È nel loro interesse informare i cittadini, ma l'informazione è altra cosa rispetto al condizionamento. Tornando al tema della qualità e al tema della zootecnia, noi abbiamo davanti delle sfide, e il settore zootecnico ha davanti delle sfide legate ovviamente alla transizione che ha i sistemi produttivi, che chiediamo, una transizione di sostenibilità che si chiede a tutti i sistemi produttivi. Ma vedete, troppo spesso chi si occupa di zootecnia è messo in discussione rispetto a temi per i quali in realtà il percorso di qualità, di sostenibilità, di efficientamento in termini di benessere animale, di prodotto è stato già fatto. È un po', dico sempre l'esempio di Ferrovie dello Stato.
Oggi i dati dicono che i treni sono puntuali, ma nella percezione di chiunque Trenitalia arriva sempre in ritardo, sempre, anche se arriva sempre puntuale. Ecco, io non vorrei che ci fosse questa tensione sociale nei confronti del mondo della zootecnia, perché il percorso che è stato fatto di rispetto dell'ambiente, di rispetto degli animali, dell'aumento della qualità dei prodotti, è un percorso virtuosissimo e 50 anni di storia di questo consorzio dimostrano come si sia tutelata la qualità complessiva di questa filiera, di questo settore. Le sfide ci sono e ovviamente vanno vinte, noi cercheremo di mettere a disposizione degli strumenti anche economici e finanziari a questa filiera per ottenere ancora di più rispetto al percorso di sostenibilità. Abbiamo davanti una programmazione che riguarda la politica agricola comune con una riforma epocale fatta tra il 2018 e qualche mese fa con l'accordo di fine giugno, in cui certamente vi sono molti elementi positivi, ma ci sono anche ricadute non positive su alcuni sistemi produttivi agroalimentari italiani. Certamente quello della zootecnia sarà uno dei settori che tra la convergenza interna e in qualche modo la riduzione complessiva delle risorse sul primo pilastro legata allo spostamento dell'architettura verde su quel pilastro porterà a avere meno risorse, ma allora bisogna compensare questa minor densità di risorse attraverso appunto degli elementi compensativi. Gli ecoschemi devono essere, saranno 2 dedicate, in cui anche il settore suinicolo avrà accesso, dedicati esclusivamente alla zootecnia. Nella legge di bilancio, piccola cosa ma da 80 milioni di euro, abbiamo confermato quel percorso sull'IVA nella zootecnia che è iniziato durante la pandemia e che ha avuto un buon successo in termini di compensazione IVA sugli animali. Quindi c'è attenzione del governo per questa filiera e per questo settore. Il ruolo dei consorzi è fondamentale. Antonio citava la burocrazia, bisogna tenere e contemperare delle situazioni che forse in qualche modo possono portare a situazioni diverse. Da un lato la necessità di essere rigidi nel rispetto dei protocolli e nel rispetto dei disciplinari, e dall'altra parte dare modo a qualsiasi imprenditore di non perdere troppo tempo a fare carte, perché la qualità non deve essere di carta, deve essere qualità reale, e il tempo che portiamo via un imprenditore per compilare un modulo è tempo perso a tutela della qualità della sua produzione, e questo vale per la filiera zootecnica, vale per chi fa prosciutto, ma vale per qualsiasi tipo di attività di impresa. Io sono troppo lungo e mi scuso, voglio citare l'ultimo elemento che secondo me è fondamentale ed è quello legato all'innovazione, e anche in questo credo che il ruolo dei consorzi, che mettono assieme tante attività di impresa, possono essere il motore del trasferimento tecnologico e di innovazione che dai centri di ricerca scientifica applicata e ricerca di base diventano innovazione per le produzioni agroalimentari, e possono attraverso la loro rete distribuire quelle competenze di innovazione fino alla più piccola azienda. Io ascolto con piacere il resto del convegno, non fino alla fine, ma voglio ascoltare voi. Grazie mille. Grazie al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per il suo intervento, di apertura, che mi sembra abbia già toccato alcuni dei temi che poi si andrà ulteriormente a sviluppare. Io direi di dare la parola al Presidente del Consorzio Prosciutto Veneto DOP, Attilio Fontana. Prego, Presidente. Tienila qui che è meglio, siamo in tanti. Ringrazio ovviamente Però premi per... Ringrazio il Ministro Patuanelli veramente per la cortesia che ci ha fatto nel venirsi a trovare, ringrazio il Senatore De Poli per l'organizzazione, ringrazio per la presenza il Colonnello Cortellessa e i relatori che dopo seguiranno. Ogni qualvolta si tenti di dare una dimensione storica ad un fatto, ad un territorio o ad un prodotto, ci si lascia stravolgere da suggestioni legate spesso fra di loro da voli pindarici. Potremmo risalire ai Paleoveneti o dagli Etruschi,
visto che certamente vari indizi di merito vennero ben evidenziati relativamente all'area della pianura padana. Ma per rimanere in un ambito temporale e territoriale più ristretto alla nostra vera e provata tradizione, troviamo i primi riferimenti dal III secolo a.C. In quella che poi venne definita come zona tipica, la prassi produttiva, una gran mole di reperti e di contemporanei riferimenti in letteratura latina sulla consuetudine di conservare la carne mediante salagione, non a caso l'etimologia del prosciutto deriva dal latino per exuctus, che significa prosciugato, ci tramanda ad una tradizione certa ed estremamente consolidata. Michele Savonarola, notissimo medico e scienziato del Quattrocento, cattedratico presso l'Università di Padova, scriveva di un ebreo di Candia, convertito al cristianesimo, che dopo aver assaggiato ed apprezzato un prosciutto crudo, la cui produzione era riferibile alla zona di Padova, esclamò: «Se avessi immaginato che era così buono, mi sarei battezzato già 10 anni prima». Una tradizione dunque certamente comprovata nella pianura padano-veneta, in cui ancora fino ai giorni nostri in molte famiglie contadine, a fine novembre, si abbatte il maiale per ottenerne, oltre a tutte le prelibatezze, anche i 2 prosciutti, messi poi a stagionare nelle fresche cantine delle case rurali dell'epoca. A Montagnana, e attraversando i confini veronesi, nei paesi della dorsale iberica, da Sossano a Lonigo a Barbarano, si svolgevano i mercati delle mezzene, in cui i contadini meno abbienti vendevano i prosciutti per riuscire a ricavarne quel tanto da mantenere in famiglia la parte rimanente del maiale per il proprio sostentamento. L'area di maggior interesse per queste pratiche venne circoscritta alla porzione di pianura ricompresa fra i Monti Iberici e i Colli Euganei, nella parte meridionale delle province di Padova, Vicenza e Verona, amministrata allora da 23 comuni. Il motivo era certamente ascrivibile al particolare microclima creato dal flusso dei venti asciutti che da nord si incunearono fra i 2 gruppi collinari e che si incontravano a sud con il particolare ristagno umido tipico della pianura padana. Il risultato era, ed è tuttora, una condizione di alternanza fra secco e umido ideale per l'ottimale asciugamento e stagionatura dei prosciutti. In quest'ambito geografico e temporale, nel 1837 a Noventa Vicentina prese forma il primo vero e proprio prosciuttificio, un sito dedicato alla lavorazione e alla stagionatura dei prosciutti, rimasto in attività addirittura fino ai primi anni '80 del Novecento. Dalla fine del XIX secolo al periodo fra le 2 guerre mondiali nacquero e si svilupparono gran parte dei prosciuttifici, molti di quali tuttora in attività. Il 10 giugno del 71 i rappresentanti di 8 aziende produttrici, e qui consentitemi di citarli: Alfonso, Bruno e Giuliano Brendolan, Ennio Muraro, Umberto Mincerelli, Giorgio Bedeschi, Guiscardo Lupi e Giovanni Fontana, decisero di fare squadra per dare una forma di tutela a questa produzione che stava crescendo, superando ogni campanilismo, soprattutto nella scelta del nome. Affidarono al senatore Fernando De Marzi, sottosegretario di Stato all'Industria del terzo governo Rumor, la prima presidenza del neonato consorzio. Mi piace ricordare anche gli altri 2 presidenti, non produttori, che segnarono la storia del consorzio. 2 uomini di profonda e raffinata cultura, lo scrittore e storico padovano avvocato Giuseppe Tofani Junior e il veronese Giovanni Vicentini, giornalista, direttore della sede RAI dell'Emilia Romagna ed appassionato divulgatore enogastronomico. Oggi sono operanti 10 produttori, di cui 7 a carattere artigianale, che rappresentano il 100% dei prosciuttifici e dell'intera produzione tutelata. La notorietà del prosciutto a quel tempo, anche per il numero e l'età degli insediamenti produttivi, andava prevalentemente sotto il nome di prosciutto di Montagnana. La contemporaneità con la nascita operativa delle regioni impose in qualche modo la denominazione Consorzio Veneto per la tutela del prosciutto berico-euganeo, sintetizzato poi in prosciutto veneto berico-euganeo. Come logo fu scelto il leone marsano, che, ristilizzato nel 96, divenne anche il contrassegno per i prosciutti tutelati. Con il senno del poi e con l'affinarsi delle tecniche di marketing fu un errore la scelta di un nome così complesso, troppo lungo, difficile da memorizzare e spesso anche da pronunciare. È intendimento d'azione di questo consorzio ridurre definitivamente il nome in solo prosciutto veneto DOP. Fu creato un disciplinare di produzione, null'altro che la raccolta e la codifica della storia di questo prosciutto e di tutte le sue tradizionali e buone prassi produttive. Si arrivò esattamente 4 decenni fa, il 4 novembre 81, alla legge 628, norme relative alla tutela della denominazione di origine tipica del prosciutto veneto berico-euganeo. L'esigenza di una nuova forma di protezione anche in ambito internazionale spinse subito il Consorzio a richiedere la denominazione di origine protetta, neonata certificazione europea per prodotti a indicazione geografica. Furono richieste delle modifiche restrittive al disciplinare,
I comuni dell'area di produzione furono ridotti da 23 agli attuali 15, mantenendo comunque la contiguità territoriale, e le regioni su cui era possibile approvvigionarsi di materia prima passarono da 11 a 5. Rimasero quelle che oggi compongono l'area di nascita, allevamento e macellazione dei suini pesanti di razze pregiate, destinati a fornire le cosce per il prosciutto veneto. Queste regioni sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Lazio. La peculiarità della scelta fu dettata dall'esistenza in pianura padana di un forte e consolidato comparto suinicolo e dalla possibilità, data la concomitante presenza di caseifici, dell'utilizzo del prezioso siero di latte nell'alimentazione dei suini. Ben individuato nell'Istituto Nord-Est Qualità, oggi sostituito da IFCQ, l'ente di certificazione, garante di terzietà verso tutti gli attori della filiera ed autorizzato allo scopo dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E con la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee numero 148 del 21 giugno 1996, su cui venne pubblicato il regolamento 1107 del 12 giugno, il commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, l'austriaco Franz Fischler, certificò per la prima volta l'iscrizione all'albo delle WGP di alcuni fra i più prestigiosi prodotti europei, tra cui il prosciutto veneto DOP. Dopo il riconoscimento ai sensi dell'articolo 14,15 della legge 21/12/99 numero 526, il Consorzio ha acquisito operatività piena sul fronte della tutela, con l'incarico a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP prosciutto veneto, in forza del decreto ministeriale 27/12/12 e successivi provvedimenti. Da quel momento il Consorzio ha assunto l'onere di tutelare, di valorizzare e di promuovere in ogni sede il nome, l'immagine e la presentazione del prosciutto veneto. Sulla base di un programma presentato e rendicontato annualmente al Ministero delle Politiche Agricole ed una stretta collaborazione anche con gli organi dello Stato, deputati e controlli sulle produzioni agricole ed alimentari, viene svolta un'attività di sorveglianza che cerchi, quanto più possibile, di ridurre il reperimento, la promozione e la vendita di prodotti merceologicamente simili, ma che nulla hanno a che vedere con la produzione tutelata. In tal senso, negli ultimi anni, è stata notevolmente implementata la sorveglianza sui siti e i domini internet, autentiche fucine di frodi e di falsificazioni. Il filo conduttore di questi primi 50 anni, ovviamente, è stata l'attività di promozione istituzionale sulla conoscenza del prodotto, del marchio e dell'area di produzione. Dalle prime presenze su raffinate e patinate riviste di settore alla partecipazione a fiere, convegni, eventi tematici. La manifestazione Prosciutto Veneto DOP in Festa muove fino a 140.000 persone in 10 giorni di manifestazione. Utilizzo di ogni forma di media, non ultimo una presenza costante sui social. L'occasione della modifica del disciplinare relativamente alla puntuale definizione delle razze suine utilizzate ci spinge all'adeguamento di alcuni parametri fondamentali per andare incontro alle mutate esigenze dei consumatori e dalle necessità salutistiche del prodotto, anche in vista di possibili limiti, per esempio l'etichettatura Nutri-Score, che dovessero essere imposti in sede europea. A tal riguardo è encomiabile la ferma contrarietà al sistema Nutri-Score espressa dal Presidente Draghi in quest'Aula qualche giorno fa e l'impegno manifestato dal Ministro Patuanelli. Un sistema che penalizzerebbe in modo drammatico l'85% almeno dei prodotti DOP IGP italiani. La forte riduzione del sale, unico conservante naturale, non essendo ammessi altri additivi di alcun genere, peraltro già operativa e testata in questi ultimi anni dai produttori, e il conseguente necessario aumento della stagionatura minima di 2 mesi sono gli elementi caratterizzanti di questi miglioramenti dal punto di vista qualitativo e del prodotto. L'armonizzazione del disciplinare con quelli degli altri consorzi di tutela di prodotti DOP IGP, gran parte associati ad Origin Italia, sul tema della sostenibilità economico-ambientale e del benessere animale, costituisce invece la sfida etica cui saremo invitati a dar corso nell'immediato futuro. Grazie. Grazie Presidente. Non so se vogliamo, visto Presidente che hai fatto un excursus importante del Consorzio, della vita e delle prospettive, se vogliamo dare al Ministro in questo momento già questo prodotto che stiamo festeggiando quei 50 anni. Forse anche perché sono venuto per questo. Prego, Presidente, così interrompiamo anche il dibattito anche con qualcosa più di meno impegnativo. Bene,
grazie al Presidente Attilio Fontana. Direi adesso di passare la parola al Presidente della Coldiretti Padova, del podio, Massimo Bressan. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a te Senatore per l'invito, un grazie a tutti voi, un grazie al Presidente del Consorzio, al Ministro che come sempre sei sempre nel pezzo in tutte le tematiche che devi affrontare quotidianamente, un grazie a Gottardo, un grazie ai relatori che si seguiranno e agli amministratori, parte importante e parte fondamentale assieme ai produttori, insieme alla società civile, ai consumatori, a tutti. Questo è proprio un segno, è un segno di lavoro di squadra, come si diceva stamattina. Abbiamo sentito benissimo poco fa e anche stamattina da parte del Presidente come ha elencato le caratteristiche di questo prosciutto, le caratteristiche di come è nato e della storia che c'è dietro. Io abito e quindi anche orgoglio e anche emozione essere qua davanti a questa platea e abitare a qualche chilometro dalla zona di Montagnana, di essere nato, di avere un'azienda orticola e poi vitivinicola, quindi di essere cresciuto in un territorio vocato, in un territorio dove la cultura del lavoro, dove le produzioni, lo dico sempre, nella provincia di Padova, abbiamo la fortuna di toccare qualsiasi tipo di settore, non ci manca proprio niente dal punto di vista delle produzioni. E quindi anche un onere, anche da un punto di vista, anche essendo Presidente di Coldiretti, di riuscire a difendere nel meglio un territorio così vasto e così importante. Detto questo, purtroppo però, le belle cose abbiamo sentite oggi, quello che abbiamo gustato prima, Ministro, quello che giustamente il Presidente ha cercato di trasmettervi, se passa come molti paesi, purtroppo le comunità europee hanno già messo, quindi Coldiretti aveva denunciato ancora 3 anni fa dell'inizio di questo Nutri-Score, fa sì che tutto quello che oggi siamo qua a parlare e a raccontare venga meno. E allora delle due l'una, da soli non riusciremo sicuramente a farcela, ma tutti insieme, e qui per fortuna, e sono molto contento e felice che sia il Presidente del Consiglio, sia anche da parte tua, in varie sedi, e fermo e la barra dritta, e stiamo cercando alleati dal punto di vista europeo, perché è una partita europea. È una partita dove, per assurdo, quello che abbiamo mangiato oggi sarà giusto che ogni consumatore sappia, poi uno può scegliere se vuole prodotto straniero, ben venga, noi non siamo mica a dire che solo il nostro, viceversa, il meglio è dato, deve scegliere. Come Italia narriamo, qua è l'attacco proprio che ci vogliono fare. E qui mi collego all'altro grosso problema che sicuramente avremo e sarà in riguardo. Quindi riescono nell'intento di omologalizzare un po' tutto e di far sì che un cibo si diventa l'altro, hai ragione, come hai detto nell'apertura Ministro, allora cosa stiamo a fare qua? Nel senso, industria contro chi trasforma, no, sbagliato, basta, ci deve essere assieme il giusto equilibrio all'interno della filiera, la giusta remunerazione, ma lavorare insieme per riuscire ad andare dopo in Europa un'unica voce e far sì che i nostri prodotti riescano a portarsi e a fare ed a essere quelli che sono.
hanno paura di noi in senso buono, nel senso siamo da un punto di vista del Made in Italy aggressivi e i dati parlano chiaro. Era il 2015, Expo, si era lanciata con l'altro ministro dell'agricoltura una cosa ambiziosa, arriviamo a 50 miliardi di export di produzione, eravamo a 10-12 se non ricordo male, siamo arrivati un anno di ritardo perché forse c'è stata la pandemia di mezzo e quindi adesso un'altra ambizione che abbiamo lanciato qualche settimana fa e che c'eri, ti ringrazio, all'interno di Tutto Food a Milano è quella di riuscire ad arrivare a 100 miliardi nell'arco di 10 anni. Qualcuno dirà troppo, ma perché non sognare, non sperare, non credere, visto che la squadra c'è, visto che gli intenti sono questi per riuscire ad arrivare nella giusta direzione. E quindi dobbiamo andare avanti su questa strada qua. Non dobbiamo di mettere all'interno. L'agricoltura, vi do un dato, un aggregato, qualcuno dirà ma perché aggreghi? Arriva a circa 500 miliardi se guardiamo nel nostro panorama. Bisogna andare in questa direzione e bisogna riuscire a battere i pugni e forse anche anticipare qualcosa come col Prosec, come tutto quello che ha anticipato, che purtroppo ci arriviamo magari quel secondo dopo e riuscire a dare la linea. Io sono convinto che ce la faremo, io ti ringrazio per tutto quello che stai facendo. Purtroppo nel settore della suinicoltura noi siamo circa settimi a livello europeo, abbiamo un patrimonio, 22 DOP e 16 IGP, non ce l'ha nessuno in Europa, è proprio per questo che diventiamo e vogliono attaccarci con questo strumento per riuscire a indebolirci, sono come dei dazi nascosti, dicendolo così in maniera semplice. E quindi io sono da una parte felice, contento, dall'altra un po' preoccupato per anche gli aumenti dei prezzi che ci sono per tutto il settore zootecnico, come ben sai, ma anche per un'altra cosa, e concludo, e così senatore riesco a stare nei tempi per riuscire anche a dare voce ai relatori che sicuramente anche dal punto di vista tecnico con l'università avranno qualcosa e sarà anche doveroso ascoltarli, di andare a fare quello che abbiamo fatto i mesi scorsi nella promuovere il DOP e nell'informare il consumatore, perché purtroppo da parte dei giovani c'è una grande consapevolezza, ma da parte della casalinga di Voghera, come possiamo definirla, da parte delle nostre massaie, a volte al supermercato, se vanno a chiedere un prodotto, non sempre viene dato o chiedono il prodotto DOP, in questo caso magari parliamo del prosciutto iberico, euganeo, veneto, ma a volte viene spacciato per prosciutto nazionale, non c'è questa cultura. È fondamentale tutto quel lavoro di promozione che qualche settimana fa e con naturalmente risorse che hai messo a disposizione è da implementare per formare e per informare. Questa è l'unica strada, perché ormai l'80% del nostro patrimonio di suinicoltura va a finire su quelle produzioni di DOP, IGP, che sono il fiore all'occhiello della nostra produzione. E la tracciabilità che si è inserita nell'etichettatura per tutto quello che è fuori della DOP, perché la DOP è una fortuna dal punto di vista, praticamente è già tracciato, nato, allevato, macellato in Italia, quindi lì è una sicurezza che risale già da molti anni da quando è stata inserita, si è andati a cercare di dare una tracciabilità anche a quel prodotto nascosto che non c'era, per sempre informare, per andare in quella giusta direzione. Detto questo, io auguro buon lavoro a tutti e un grazie, e non dobbiamo retrocedere, mi raccomando. Grazie Massimo per il tuo intervento anche
dando degli spunti importanti, ma anche di percorso, che credo che sia uno degli aspetti fondamentali, quello culturale, no? Di una cultura della promozione del territorio, del prodotto soprattutto, e della qualità. Credo che questo sia uno degli aspetti importanti. Proprio per questo darei la parola a Mauro Rosati, direttore generale di Origine Italia. Grazie. Grazie, se potete mettere la presentazione. Intanto ringrazio Attilio, il Presidente, ringrazio il Senatore De Poli, il Ministro. Due cose. Origine Italia è l'associazione che rappresenta 70 consorzi di tutela del settore agroalimentare, è una rappresentanza sindacale che è attiva dal 2006 e che oggi ha, diciamo, con sé il 95% della produzione certificata italiana, quindi una rappresentanza molto importante. La mia relazione sarà molto breve, voglio dare due messaggi sia ai produttori e sia anche alle istituzioni locali. La prima è perché un cambio di passo per il nuovo futuro? Perché il futuro è già qui. Gli scorsi giorni l'università tedesca ha bandito dalle mensa la carne. Quindi di fronte a scenari di questo genere non possiamo, diciamo, stare fermi, sappiamo che il futuro è di già con noi, bisogna capire come gestire questo futuro. E a mio avviso non funziona il... Ecco, alcuni numeri importanti. Non so dove si deve... Qui? Ok, perfetto. Alcuni numeri del settore, vediamo se si riesce a farlo funzionare, sono 3.360 DOP e GP in questo momento, un lavoro che dura ormai da 30 anni nell'Unione Europea, ha sancito anche uno sviluppo di una filiera di qualità importante, non solo in Italia, quindi è un settore che parte dall'Italia e dalla Francia e oggi coinvolge tutti gli Stati europei. In Italia ci sono 876 le indicazioni geografiche, rispetto a quelle del senatore abbiamo aggiunto anche le bevande spiritose che sono le ultime nate, diciamo, nel settore dell'IG, un settore che vale circa 2 miliardi in Italia, quindi un settore da non sottovalutare insieme ai vini aromatizzati, perché noi abbiamo anche questo settore, il Vermouth di Torino, che è stato il primo riconosciuto a livello europeo. Alcune considerazioni: sono 180.000 gli operatori in questo settore, vuol dire che ci sono 180.000 aziende che si fanno certificare e che è un dato che contraddistingue l'Italia rispetto agli altri paesi, cioè noi abbiamo una filiera capace di farsi controllare, è un'attitudine che è nata in Italia sia con le certificazioni ma sia anche con la qualità delle aziende e con lo spirito dell'impresa che ci ha permesso oggi di essere fra i primi al mondo in fatto di export, perché la qualità della certificazione è una qualità che è l'attributo essenziale per poter esportare. Il nostro valore è di 17 miliardi se si parla di DOP e GP, vale quasi il 20% della produzione e il 21% degli export. Un dato su cui voglio fare la prima riflessione con voi: ormai la Food Valley non è più l'Emilia Romagna, la Food Valley è il Veneto, ragioni soprattutto legate al vino, ma non è solo vino, è anche mondo agroalimentare. Nel Veneto ci sono 89 prodotti certificati e credo che questo sia importante perché è la prima regione da questo punto di vista, ha un valore economico che sfiora i 4 miliardi sul settore agroalimentare e vitivinicolo e se noi andiamo a guardare poi i prodotti a base di carne europei sono 202, l'Italia è prima con 43. Importante è anche il volume, diciamo, degli affari, sono circa 210.000 tonnellate di produzione certificata per un valore al consumo di 5 miliardi. Ecco, il primo ragionamento che volevo fare qui è questo: il prosciutto veneto vale l'1% della produzione a base di carne dei prosciutti DOP e GP. Però oggi, con lo spostamento, diciamo, dell'attenzione anche del consumatore sul Veneto, il Veneto sta diventando un attrattore importante a livello internazionale. Non è a caso il Prosecco diventa una battaglia mondiale. Quindi, avendo con voi un nome come quello di prosciutto veneto, non è che sia da tanto da buttare via. Non c'è solo la Toscana o il parmigiano.
Il nome Veneto oggi, se io facessi l'imprenditore, ci scommetterei qualcosa. Perché? Perché è un forte, elemento di distintività, grazie al Prosecco, ma grazie anche a tutta la filiera degli altri prodotti. Quindi io credo che ci sia nel DNA del prosciutto veneto una particolare, propensione a potersi sviluppare se fa delle cose. Vediamo cosa deve fare la filiera del prosciutto veneto, in generale la filiera dei prosciutti DOP. Per saperlo bisogna capire dove stiamo andando. Stiamo andando in un contesto di sfide mondiali. Non possiamo pensare che oggi continuiamo a fare impresa o a fare l'amministratore pubblico come si faceva 10 anni fa, 5 anni fa. Queste sono le sfide davanti, che sono ormai attive, e dentro a queste sfide c'è il contesto importante delle indicazioni geografiche. Il contesto delle indicazioni geografiche sono quelle sfide che conosciamo bene, c'è il tema dei dazi, c'è il tema soprattutto degli accordi commerciali che sono fondamentali per poter arrivare a quei 100 miliardi che diceva il Presidente di Coldiretti, c'è il tema della tutela e c'è il tema anche di fare applicare bene le regole. Abbiamo visto alcune distrazioni dei cinesi che hanno applicato l'accordo sulle indicazioni geografiche abbastanza in maniera molto particolare. Qual è il contesto europeo? Noi abbiamo due pilastri. Noi stiamo affrontando questo momento storico con due pilastri. Il pilastro 1 è quello della transizione ecologica, il Green Deal. Dentro la transizione ecologica ci sono tutte queste strategie, dentro le strategie ci sono i nuovi regolamenti. Nuovi regolamenti vuol dire nuove attività, nuove modalità di fare l'impresa, nuove modalità di fare l'imprenditore e anche l'amministratore pubblico. E qui avremo 10 anni davanti dove tutto non sarà più quello di prima. Il secondo pilastro è il famoso Next Generation EU. Allora, con questi due pilastri dobbiamo capire cosa sta succedendo e questa è una brevissima carrellata. Il primo pilastro sul Green Deal è il Farm to Fork. Il Farm to Fork è tutta quella normativa che rivoluzionerà l'agricoltura e l'alimentazione. Ci sono già alcuni regolamenti in approvazione. Il primo è quello della riforma del sistema EG, sarà pubblicato e presentato nelle prossime settimane. È una riforma importante perché cambierà molte cose per i consorzi di tutela e per il sistema di produzione delle DOP e GP. L'altro focus importante del Farm to Fork, e sarà il 2023 la proposta finale, è quella della legislazione alimentare. Altro capitolo importante che riguarderà direttamente le vostre imprese. Poi c'è un tema focale per il mondo suinicolo, ma soprattutto per tutto il mondo della zootecnia, il benessere animale. Proposta della Commissione arriverà nel 2023, qui dentro ci sono già altre due iniziative, ne vedremo in fondo, che è quella del Ministero Politiche Agricole, che è l'SQNBA, il Sistema di Qualità Nazionale, e poi ci sono gli ecoschemi. Quindi la panoramica è abbastanza complicata da questo punto di vista. Poi c'è il tema del Nutri-Score, anche questa è una proposta che verrà entro il 2022, pare che la Francia la voglia proporre nella propria presidenza del semestre europeo, ci sarà da combattere, vedremo quale sarà il risultato su questo. C'è poi una serie di iniziative da qui al 2030 sulla riduzione degli input esterni, che sicuramente impatterà in tutte le imprese. C'è tutto il tema della biodiversità, che è un'altra strategia importante e fondamentale, che riguarda anche il sistema delle DOP e GP. C'è il tema dell'economia circolare che sarà anche ripreso nel PNRR, anche qui avremo regolamenti nuovi che andranno a impattare sul sistema delle DOP e GP sulle imprese. Ci sarà la legge sul clima che è già stata approvata e quindi dovremo accettare nei prossimi mesi anche il regolamento sulla legge sul clima, anche questo è importante. E poi ci sarà tutto il tema della nuova PAC. Parlava prima il Ministro della nuova PAC, anche qui ci sarà un pezzo importante legato alle DOP e GP, legato a quelle che sono poi anche le attività dei consorzi di tutela e soprattutto ci saranno gli ecoschemi che andranno a impattare sulle filiere. Il Next Generation EU è tutto il tema che conoscete molto bene e poi c'è il contesto italiano. Nel contesto italiano noi abbiamo due
strategie importanti, quella legata al PNRR e quella legata alla transizione ecologica digitale. Qui dentro abbiamo sia il PSN, che è il piano di sviluppo nazionale legato alla PAC, sia tutto lo sviluppo degli SQN, che sono gli standard di qualità che le aziende possono attivare all'interno della loro strategia. Vediamo che cosa c'è sul recovery plan. Il PNRR c'ha, secondo, a mio avviso, per le filiere può essere uno strumento per le filiere molto importante. Ci sono 1,2 miliardi, mi sembra, Ministro, su questo tipo di iniziativa che riguarda voi. C'è sicuramente un ragionamento che i consorzi di tutela possono fare, perché i consorzi di tutela sono a tutti gli effetti delle filiere chiuse, che possono gestire i contratti di filiera, che possono in qualche modo implementare la sostenibilità attraverso i contratti di filiera. Poi ci sono gli SQN, è una discussione aperta, parlavamo prima dell'SQN-BA che è importante per la filiera zootecnica, ma ci sono anche altri SQN in discussione e credo che sia importante su questo fare alcune riflessioni. Arrivo alle conclusioni. Cosa non si può fare? Non possiamo tergiversare, non possiamo perdere tempo, dobbiamo sicuramente non difendere le posizioni che abbiamo, ma cosa dobbiamo fare? Spostare il nostro impegno sui temi della transizione. Cioè oggi una filiera o un consorzio che sta fermo, secondo me è un consorzio che non ha futuro. Quindi credo importante l'attività dei consorzi e delle filiere. Quali sono le sfide delle filiere prosciutti DOP? Sicuramente la sostenibilità. Il PNRR offre una grande occasione, quella di rendere la filiera sostenibile. Sappiamo tutti quali sono i temi che il prosciutto e le filiere suinicole hanno, quindi sfruttare questa occasione per rendere la filiera del prosciutto sostenibile. L'etichetta del Nutri-Score, sì, è un problema, però bisogna porsi anche in una posizione diversa. Iniziamo noi a informare, iniziamo noi a fare una buona informazione attraverso le nostre etichette, attraverso i nostri sistemi. C'è il benessere animale, qui lo dico al Ministro, è chiaro e difficile orientarsi su 3 proposte che sono sul tavolo, gli ecoschemi, l'SQN-BA, la proposta dell'Unione Europea arriverà nel 2023. Io dico a un'azienda che deve adottare oggi il benessere animale, fare un capannone, fare qualsiasi cosa, resta difficile capire dove andare a investire i propri soldi. Ecco, su questo ci vorrebbe chiarezza, perché non possiamo aspettare di mettere insieme tutte queste cose e poi come si decide, quali sono le cose che dobbiamo decidere in Italia per fare benessere animale. L'altro tema è quella dell'identità territoriale. Se vogliamo continuare a fare DOP e GP, dobbiamo investire non solo nell'impresa ma anche sul territorio. Io non penso oggi che la DOP possa essere solo un capannone di trasformazione in una zona industriale. Bisogna che riporti le proprie radici nei centri storici, bisogna riporti un'attività veramente sul territorio. Ecco, queste sono le cose che bisogna fare per mantenere quel primato della qualità e spostare la sfida in avanti e non in una fase difensiva, perché altrimenti, come dicevo all'inizio, il futuro è già qui e noi perdiamo la battaglia. Grazie. Grazie al dottor Rosati e salutiamo anche il Ministro che purtroppo per impegni si deve lasciare con grosso applauso. Grazie Ministro. Grazie. Continuiamo i nostri lavori con adesso diamo la parola all'Università di Padova che è qui con noi oggi, che ringrazio e darei la parola a Luigi Gallo che è già nel podio per la sua relazione. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Prima di tutto vorrei ringraziare il senatore De Poli per aver organizzato una iniziativa così significativa, il consorzio del prosciutto Veneto DOP per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità molto gradita di essere qui oggi. E infine un ringraziamento al Ministro per le parole molto chiare, molto nette che ha detto sul Nutri-Score e anche per l'attenzione che ha dimostrato e che vorrà dimostrare per il settore zootecnico e per i suoi produttori, perché indubbiamente ne hanno bisogno. È possibile avere la presentazione?
per cortesia. Perfetto. Ecco, io sono un docente dell'Università degli Studi di Padova, anche per noi è imminente un compleanno importante, stiamo per fare gli 800 anni dell'Università di Padova e quindi mi fa molto piacere condividere con voi questa notizia. Abbiamo in programma numerose iniziative per ricordare e festeggiare tutto questo e speriamo di potervi avere ospiti nei prossimi giorni, nei prossimi tempi. Sono infine lieto di poter spendere, anche se solo 2 parole, per poter introdurre il settore delle produzioni suinicole italiane in questo contesto, un settore di tradizioni antiche ma che ha saputo evolvere, innovarsi e diventare un protagonista tra gli altri di quel patrimonio di cultura, di tradizioni e di saper fare che è l'agroalimentare italiano. Quando parliamo di sistema suinicolo italiano parliamo di circa attualmente 8 milioni e mezzo di capi, sono circa il 6% della consistenza suinicola comunitaria. Parliamo di un sistema che è fortemente localizzato in alcune regioni del nord Italia, in cui vedete si trovano circa un terzo degli allevamenti, tanto per dare un ordine di grandezza, 8-9 mila unità, ma si trovano circa il 90% della consistenza complessiva suinicola, sempre per dare un ordine di grandezza intorno ai 7 milioni e mezzo di capi. Questo significa sostanzialmente un sistema di produzione che è fortemente incentrato su un numero limitato di allevamenti di grandi dimensioni che ovviamente sono tecnicamente avanzati e che sono in grado di implementare innovazione nel loro sistema di produzione. La restante 10% circa della consistenza nazionale invece dispersa in una miriade di allevamenti di dimensioni varie, per lo più piccole, e di sistema di gestione sicuramente più variabile. Il settore delle produzioni suinicole, che qui vedete in rosso, è il primo settore per valore relativamente al settore carni, e vedete che negli anni ha progressivamente aumentato la sua quota di mercato. Attualmente incide per circa il 5% del valore totale del comparto agricolo, per circa il 17% del valore totale del comparto zootecnico e per circa il 30% del valore totale del settore carni, e incide per il 6% del valore totale dell'industria agroalimentare, e quindi è una componente importante del settore agroalimentare nazionale. La carne suina è tuttora prima nel consumo medio pro capite di carni, in misura particolare facendo riferimento ai salumi e agli altri prodotti tipici, ed è quindi un prodotto che è protagonista del panorama alimentare nazionale. L'Italia è un paese strutturalmente importatore di carne suina. Attualmente produciamo circa i 2/3 della disponibilità nazionale, il restante terzo è importato principalmente da paesi dell'Unione Europea per un valore, vedete, totale di oltre 2.300 milioni di euro, sostanzialmente importazione che riguarda carne fresca ai tagli e in misura particolare cosce fresche, che incidono per quasi la metà del valore totale delle importazioni. Facendo mie le parole del presidente ANAS nell'ultima relazione, le carcasse dei suini italiani assicurano le cosce per prosciutti DOP, ovviamente, assicurano una materia prima per 2/3 dei salumi, principalmente produzioni DOP, ma la produzione di meno di 1/10 delle cosce per altri prosciutti crudi e cotti. E fa riflettere da questo punto di vista il fatto che nel 2019 per ogni coscia italiana lavorata negli stabilimenti italiani se ne erano più di 2,5 di origine estera. Paradossalmente l'Italia, paese importatore di materia prima di carne suina, è anche uno dei principali paesi esportatori a livello mondiale di prodotti a base di carne suina, per un valore complessivo che ha superato nel 2019-2020 i 1.800 milioni di euro.
e sicuramente le esportazioni, che tra le altre cose hanno dimostrato negli ultimi 20 anni un trend costante di crescita, sono trainate dai prodotti a denominazione di origine che sono stati così ben introdotti precedentemente dal dottor Rosati. Abbiamo detto che indicativamente attualmente sono riconosciuti una quarantina di prodotti derivati da carne suina, grosso modo equamente ripartiti tra prodotti DOP e prodotti IGP, che complessivamente incidono per un quarto del valore alla produzione dell'intero comparto delle DOP IGP italiane. Quindi il settore suinicolo italiano ha una rilevanza importante dal punto di vista economico sulla filiera agroalimentare e partecipa in misura significativa anche alla sua reputazione, che è un altro elemento fondamentale da questo punto di vista. In definitiva, e chiudo in questo modo, vorrei sottolineare che il sistema della filiera suinicola italiana rappresenta un unicum mondiale per gli obiettivi e per i suoi sistemi di produzione. Questa unicità, questa peculiarità risiede in larga misura sicuramente nella tradizione, nella cultura antica, nella trasformazione della carne suina, che si concretizza nella produzione di numerosi prodotti tipici e specialità IGP, ma soprattutto DOP. Dico soprattutto DOP perché per questa categoria di prodotti è necessario che la materia prima derivi da animali nati, oltre che allevati, macellati e lavorati in Italia, prodotti che costituiscono sicuramente elementi di valorizzazione dei tagli della carne suina. In questo ambito una posizione particolare è assolutamente ricoperta, scusate ho sbagliato tasto, è sicuramente ricoperta dal prosciutto crudo. Quando faccio riferimento al prosciutto crudo intendo i prodotti dei diversi consorzi DOP che hanno questo tipo che hanno sviluppato questo tipo di prodotto, ma che complessivamente rappresenta sicuramente il prodotto più prestigioso e rappresentativo, una vera e propria carta di identità della filiera suinicola italiana. Ecco, da questo punto di vista l'esigenza di materia prima di qualità necessaria per la produzione del prosciutto crudo ha favorito lo sviluppo di un sistema di produzione unico al mondo, finalizzato alla produzione di un tipo di suino cosiddetto industriale, pesante e maturo, allevato in conformità con regole di produzione stabilite dai disciplinari di produzione DOP molto specifiche e molto vincolanti, strettamente finalizzate ad ottenere materia prima di qualità. E tenete conto che quando si parla di questo tipo di aspetti si fa riferimento a vincoli produttivi che non riguardano soltanto le caratteristiche della materia prima, delle cosce, della carcassa, riguardano l'intero sistema di produzione, l'intera filiera, dalla produzione primaria in avanti, dettando vincoli, specifiche e direttive, ad esempio relativamente all'origine, relativamente alle linee genetiche impiegate, relativamente all'età, peso di macellazione, agli ingredienti che possono essere utilizzati nella razione, ai piani alimentari che vanno impiegati, alle caratteristiche che devono avere le carcasse, le cosce e tenete conto che dalle statistiche degli organismi di certificazione emerge che mediamente ogni anno tra il 20 e il 25% delle cosce prodotte nel circuito DOP sono scartate per non conformità, che in larga misura fanno riferimento a insufficiente qualità. Quindi quando si parla di qualità nell'ambito delle produzioni suinicole si fa riferimento ad aspetti che sono estremamente concreti. Concludo sottolineando che le innovazioni che devono essere introdotte in sistemi di produzione di questa natura, che necessariamente devono essere introdotte per mantenere la competitività, ma anche per aumentare la sostenibilità dei sistemi di produzione, devono comunque tenere in considerazione come stella polare proprio questa esigenza di qualità. Da questo punto di vista il ruolo della ricerca può essere assolutamente essenziale. E quindi passo volentieri a questo punto la parola al mio collega Stefano Schiavon, che si aggancerà a questo livello raccontandovi qualcosa relativamente a una
progetto di ricerca che stiamo portando avanti con il consorzio del prosciutto Veneto DOP proprio relativamente a questo tipo di argomentazioni. Lascio la parola a Stefano, non senza avermi prima ringraziati per la vostra attenzione. Grazie a Luigi Gallo, sempre dell'Università. Lasciamo appunto, come diceva, la parola sempre all'Università di Padova, al professor Stefano Schiavon, che do subito la parola. Tanto salutiamo, vedo che il dottor Rosati deve scappare anche lui. Buona giornata, grazie per essere stato qui con noi. Prego, professor Schiavon. Allora, innanzitutto anch'io desidero ringraziare il senatore De Poli per l'ottima organizzazione della giornata odierna, come pure il Presidente del Consorzio Attilio Fontana, con cui ormai collaboriamo da molti anni. Ecco, siamo proprio arrivati ad un aspetto tecnico, no? Perché accanto a una sostenibilità che riguarda l'ambiente, che riguarda il benessere animale, eccetera, ci deve essere anche una sostenibilità tecnica ed economica, perché altrimenti il sistema non si regge in piedi, no? Noi già da qualche anno abbiamo iniziato una ricerca che è volta appunto a valutare quali sono gli aspetti di innovazione che possono essere introdotti in questo sistema che ha molto di tradizione. Quindi cercare di mantenere la tradizione e la qualità del prodotto, come il mio collega Gallo stava dicendo, assieme alle possibili innovazioni che ci possono essere nell'affrontare le criticità del nostro sistema. E in particolare queste criticità particolarmente evidenti sono quelle nella fase di allevamento, come già è stato evidenziato dai relatori che ci hanno preceduto. Ora, per evidenziare un po' di criticità ho pensato opportuno riportare una tabella come questa, dove si vede la differenza tra l'allevamento di un suino pesante e maturo, come diceva Gallo, destinato alla produzione del prosciutto crudo, rispetto ad una produzione di un suino da macelleria, diciamo, no? Per la produzione della carne fresca. Allora vedete che la differenza, innanzitutto, al di là del peso iniziale, riguarda il peso finale. Quindi noi arriviamo a 170, diciamo il disciplinare dice 160 più o meno 10%, in realtà negli ultimi decenni si è osservato un aumento di questo peso per ragioni che dirò poi. Vedete che la differenza rispetto a un suino leggero è molto rilevante. Vedete che la durata della fase è 200 giorni contro 100 giorni, la durata della fase, perché noi abbiamo inserito nel disciplinare l'età alla macellazione di 270 giorni, che sono i 9 mesi. Questo è legato all'assicurazione di qualità della coscia, che deve avere delle attitudini per poter essere processata. Nell'altro caso vedete che vogliono solo 6 mesi, quindi c'è una differenza di 3 mesi. L'accrescimento giornaliero quindi è abbastanza contenuto, intorno ai 7 etti al giorno contro i quasi 9 etti o anche di più che si realizzano nell'allevamento di un suino leggero. Tutto questo conduce ad avere degli indici di conversione, cioè chili di mangime consumati per chilo di peso vivo prodotto, che sono sensibilmente più alti rispetto a quelli del suino leggero, il che significa che per noi produrre un chilo di peso vivo costa in termini non solo economici, ma anche in termini di consumo di risorse, e qui si ritorna al problema della sostenibilità ambientale. Diventa anche un problema di natura economica, perché chiaramente se per produrre un suino io occupo uno spazio, un posto stalla per un periodo di 9 mesi, o insomma molto più alto rispetto a quello di un suino leggero, io posso produrre un certo numero di capi per allevamento che è molto più basso per unità di superficie impiegato rispetto ad altre realtà. Quindi abbiamo un maggiore spreco di risorse e maggiori costi. Altro aspetto che veniva messo in evidenza da coloro che mi hanno preceduto è la qualità della materia prima che arriva a disposizione dei prosciuttifici, che è legata anche al fatto che crescenti proporzioni di suini raggiungono il peso alla macellazione che sono troppo magri. Questo perché le linee genetiche nel tempo si sono evolute e quindi c'è la tendenza ad aumentare il peso di macellazione.
questo è stato in qualche modo recepito dai consorzi di tutela nel proporre una revisione dei disciplinari di produzione che prevedono ad esempio un aumento sensibile dei pesi di macellazione e con il mantenimento dell'età minima al macello dei 9 mesi. Quindi questo aspetto creerà delle forti modifiche nel sistema produttivo, perché un aumento dei pesi a parità di età di macellazione significherà aumentare la quantità di mangime che viene distribuita agli animali che per mantenere il binomio peso ed età di peso di 170 kg ed età di 9 mesi oggi devono venire razionati, cioè la capacità di crescita del suino. Scusate, respiro poco con questa mascherina, quindi devo lasciarmi un attimo di spazio qua sotto. La capacità di crescita del suino sarebbe molto più rilevante rispetto a quella che abbiamo visto e quindi a 9 mesi gli animali potrebbero raggiungere i 190 kg. Quindi di fatto noi nel nostro sistema abbiamo sempre seguito un approccio tradizionale. A questo punto noi abbiamo bisogno di capire se ci possono essere delle strategie di allevamento alternative che ci possono consentire di ottenere comunque la qualità che vogliamo mantenere, ma riducendo l'impiego di risorse e aumentando quindi la sostenibilità ambientale e anche il benessere dell'animale. Per questo abbiamo fatto una sperimentazione che ha coinvolto diversi attori, li vedete elencati lì, e abbiamo testato differenti strategie. Nella prima colonna vedete una strategia tradizionale che consente di ottenere all'età di 9 mesi, 270 giorni, un peso di 170 kg. Per far questo, dicevo, bisogna razionare gli animali con mangimi a medio contenuto di proteina. Una seconda strategia è quella di una prima strategia alternativa è quella di provare a aumentare l'età alla macellazione degli animali, riducendo il livello proteico dei mangimi e mantenendo il razionamento. Questo per vedere se ci possono essere degli effetti positivi sulla qualità dei prosciutti dovuta alla maggiore maturità e anche se si riesce a ridurre l'escrezione di azoto che è associata al consumo di proteina attraverso i mangimi. Una seconda strategia alternativa è quella invece di ridurre l'età alla macellazione, quindi di far crescere gli animali più velocemente attraverso un'alimentazione a volontà. Questo può andare incontro alle esigenze di maggior benessere dell'animale, però potrebbe avere come possibile aspetto controproducente una riduzione del livello di maturità, cioè gli animali potrebbero venire macellati ad età più giovanili e allo stesso peso. O l'ultima strategia è quella di aumentare il peso mantenendo l'età e quindi alimentando gli animali in maniera più generosa. Abbiamo usato un certo numero di animali, circa 400, e abbiamo allevato questi animali individualmente con la possibilità di misurare il consumo di alimento e poi li abbiamo macellati, abbiamo prodotto le cosce. Queste cosce sono state lavorate con un prosciuttificio del consorzio e vi spiego molto rapidamente i risultati. Questa è l'età di macellazione. Con la strategia razionata a bassa proteina abbiamo avuto un aumento di una ventina di giorni. Con la strategia numero 2 abbiamo avuto invece una riduzione di circa 30 giorni rispetto al controllo. Con l'ultima strategia ovviamente i maiali sono stati macellati a circa 9 mesi. In termini di peso, vedete, le 3 prime strategie sono simili, l'ultima ha consentito di valutare un accrescimento, un peso finale di 193 kg, quindi abbiamo aumentato in maniera molto sensibile il peso finale. Chiaramente ci sono delle differenze in termini di accrescimento. Ridurre il livello di proteina significa ridurre l'accrescimento medio, invece un'alimentazione ad libitum significa aumentare in modo molto rilevante l'accrescimento. Qui siamo ancora a livello di
di allevamento. Notate la seconda colonna che indica il consumo di mangime per chilo di peso realizzato. C'è una penalizzazione fortissima, l'indice di conversione passa da 3,8 quasi a 4,5 e quindi questo tipo di strategia che veniva proposta qualche anno fa non sembra molto conveniente dal nostro punto di vista, perché peggiora moltissimo l'efficienza e quindi probabilmente anche l'impatto ambientale. Le altre due strategie invece sono interessanti, perché la seconda strategia, quella col 3,5, si dice che allevare maiali ad libitum, ma macellarli un po' prima, significa risparmiare sui costi di alimentazione e quindi anche sull'impatto che possiamo avere sul consumo di risorse, mentre la terza strategia, cioè quella di spingere l'accrescimento, macellare gli animali più pesanti, non comporta, però alla stessa età, cioè i 9 mesi, non comporta penalizzazioni degli indici di conversione. Ovviamente bisogna andare a vedere anche che cosa succede sulla qualità. Qui vedete che le due strategie ad libitum consentono di aumentare gli spessori del grasso dorsale e quindi questo è un aspetto positivo. Vediamo se questo va. C'è anche un aspetto relativo alle cosce. La seconda strategia, vedete dove ci sono gli asterischi, significano sostanzialmente una differenza significativa rispetto al controllo. Abbiamo una perdita del peso della coscia con la strategia a bassa proteina, mentre con la strategia, con l'ultima della colonna verde, abbiamo un aumento sensibile del peso delle cosce e probabilmente questo sarà quello che ci potremo aspettare quando verranno approvati i nuovi disciplinari. Altro aspetto, e ho quasi terminato, altro aspetto importante riguarda il grasso di marezzatura, cioè il grasso che sta all'interno dei muscoli. Vedete che ci sono le due strategie centrali che consentono di aumentare il livello di marezzatura e quindi anche questo livello di marezzatura è legato all'olfatto, al colore, al sapore, eccetera, no? Vediamo un altro po'. Ecco, quindi sostanzialmente abbiamo identificato che sono possibili delle strategie di allevamento alternative, che un aumento dell'età alla macellazione non sembra molto perseguibile, anche se ha alcuni aspetti positivi, per esempio l'aumento del grasso di marezzatura. La seconda strategia, quella di ridurre l'età, oggi non viene perseguita molto come idea, perché si teme che ci siano delle conseguenze sull'attitudine alla trasformazione di prosciutti, però ci consentirebbe di aumentare di molto l'efficienza alimentare, quindi di risparmiare molto sui costi e probabilmente anche potrebbe avere degli effetti positivi di impatto ambientale. La terza strategia, che probabilmente sarà quella che verrà promossa in un prossimo futuro dalla revisione disciplinari, consente di dire che avremo sicuramente dei miglioramenti nelle caratteristiche delle cosce fresche. Noi abbiamo anche qualche dato di assaggio e non abbiamo trovato differenze particolari. Ecco, quindi noi pensiamo che queste strategie possano essere inserite nel settore, nel sistema produttivo, ottenendo dei vantaggi sia in termini di minor consumo di risorse, quindi un risparmio economico, un risparmio di natura ambientale e anche un minore grado di impatto sul benessere dell'animale. Ecco, a mio avviso, lo dico perché la revisione dei disciplinari non sembra considerare l'ipotesi di una riduzione dell'età di macellazione, ma secondo noi, almeno come gruppo di ricerca, sarebbe importante andare a approfondire l'aspetto. Vi ringrazio molto per l'attenzione and keep calm and eat prosciutto. Grazie anche al professor Schiavone, al professor Gallo, che hanno rappresentato una ricerca importante, poi vorrei dire fatta in un momento altrettanto importante della nostra Università di Padova, che va sui suoi 800 anni di presenza. Credo che questo sia un fattore di qualità importante anche su questo settore. Proprio gli ultimi 3 minuti europei a Franco Gonzato, che è il direttore di Venix Promex. 3 minuti, controllo sulla sveglia. Vai, un minuto l'hai già perso. Bene, ovviamente non posso fare un intervento in 3 minuti, però mi sono posto una domanda finché sentivo le relazioni. Ma cosa possiamo fare noi, cioè qui, in questa sala,
perché la battaglia in Europa la portano avanti i parlamentari europei, la battaglia qui la portano avanti i nostri parlamentari. Allora io mi sento di dire, faccio 3 riflessioni. La prima, una parola che è stata detta più volte, identità territoriale. Se vogliamo uscire dal problema della omologazione che l'Unione Europea si vuole portare avanti, noi dobbiamo ribadire l'identità territoriale, e questo lo potete fare voi che siete amministratori locali. Qui, assieme alle forze dell'ordine, perché qui, mi saluto anch'io il comandante, la repressione e il controllo fa un'azione, ma noi dobbiamo fare quella della sensibilizzazione, e questo è ancora compito nostro, ne abbiamo parlato stamattina, io penso che questo sia un concetto da ribadire. Quando dico identità territoriale, pensate solamente a un veneto, un padovano vicino a casa nostra, Stefano Polato, lo conoscete, che è uno chef, il quale faceva il bonus food per Samantha Cristoforetti, perché anche nelle stazioni orbitanti non hanno l'omologazione del cibo, quello americano e quello russo, ma anche in quella situazione che è ben diversa c'è bisogno del cibo particolare, e Stefano Polato l'ha fatto per Samantha Cristoforetti. Quindi io dico, su questo io penso che questa identità sia una cosa fondamentale. Un secondo aspetto, mi rivolgo al tema dell'Italia Sounding e tutto il problema che abbiamo con i nostri prodotti all'estero, però vedete, uno all'estero sa che il Parmesan non è italiano, ma lo va a comprare, e noi dobbiamo fare altra battaglia, noi dobbiamo far capire il valore nutrizionale, proteico e tutto quanto del nostro prodotto e la qualità, e da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo su quello che è stato detto prima. E tanto per dirvi, noi nel Veneto, prima era Padovana, adesso l'abbiamo fatto nel Veneto, abbiamo registrato un marchio che si chiama Health Chef, che non è una dieta, ma che mette in luce il valore nutrizionale dei prodotti. Tenete conto che su questo non c'è solo il prodotto, ma c'è anche il modo come viene conservato e cotto. E questo è stato parlato prima, integrazione della filiera e quant'altro, è un altro elemento fondamentale. Chiudo, sono 23 minuti, ma quando si lavora assieme, io lo dico nel settore industriale, che è quello che seguo di più, anche qua apro e chiudo una parentesi, i dati 2020 dell'Export Veneto hanno segnato un calo più o meno dell'8%, siamo verso i 60 miliardi di euro. Però il settore agroindustriale ha perso solo l'1,5%, quindi vuol dire che tutta la cosiddetta DOP economy ha tenuto, perché vuol dire che la qualità, la diversificazione tiene. Il discorso della bistecca sintetica era stata presentata all'Expo a Milano, e quindi è chiaro che quello non deve essere il nostro mondo diciamo è un mondo completamente diverso. Però quando ci si mette assieme bisogna avere ben chiari ruoli e funzioni. Io spesso, e questo è tutto il problema della rete, e il consorzio di protezione, un consorzio come il vostro può fare un ruolo importante, mi spiego subito. Quando ci si mette assieme, non so, io faccio l'esempio perché ho fatto il militare in aeronautica, ci si mette a fare, si decide di fare un volo aereo, siamo in 5 della rete, bene, ci mettiamo d'accordo, decollo da Roma, Fiumicino, andiamo su, andiamo giù, ma quando si guida, uno guida, non in 4. Questo è l'altro errore italiano, che spesso si confonde la democrazia con lavoreremo tutti assieme. No, bisogna avere ruoli e funzioni ben precise, condividere il progetto, ma quando si sale a bordo uno guida. Chi è che guida? Quello che ha la leadership, perché può essere economica, finanziaria o perché ha i brevetti in mano. Ecco, su questo io penso che sia una sfida che da campo imprenditoriale deve essere fatta, e sul piano amministrativo a livello locale essere i primi ambasciatori della biodiversità. Ecco, forse questo aiuterà poi le nostre battaglie in Europa. Grazie Franco per i suoi tempi europei, grazie per l'intervento a tutte le persone, ai relatori, a tutti gli intervenuti, e credo che questo è passato un messaggio, il fare squadra, e credo che questo sia tra tante cose importanti che abbiamo detto oggi, di fare squadra insieme per proteggere i nostri prodotti, per proteggere il nostro Made in Italy, nel caso specifico anche il nostro prodotto veneto, prosciutto veneto DOP, ma qui abbiamo anche i vini, abbiamo dei rappresentanti dei vini dei nostri colli, della cantina di Merlara, Vini DOC, che altrettanto fanno parte di questa filiera importante di tutto il nostro tessuto molto importante. Grazie per la vostra presenza, grazie a tutti, grazie Consorzio, e buona serata a tutti.